Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella provincia di Latina a Campodimele, 647 metri sul livello del mare, 700 abitanti circa. Il paese è famoso nel mondo per la longevità dei suoi abitanti, ma iniziamo il nostro itinerario con il primo cittadino. Questo è un borgo medievale che risale al VI secolo a.C., dove c'era un piccolo borgo contadino che fu distrutto dai Romani, quindi poi, che si chiamava Piola. Poi le persone sono venute a stabilizzarsi qui sul Campodimele. In realtà è un borgo medievale che risale poi al XII-XII secolo. Questo borgo è circondato da mura e da 12 torri. Una torre è quadrata come torre, stranamente non si sa il perché di questa torre quadrata. All'interno del borgo medievale non si cammina solo a piedi, non si va con nessun tipo di mezzo meccanico, quindi è formato da slarghe, da piazze all'interno di questo borgo. Era sotto il Ducato in una fase storica di Fondi, poi di Gaeta e poi di Monte Cassino, dove c'è anche il convento dedicato proprio a Sant'Onofrio, dove c'erano i benedettini di San Benedetto da Monte Cassino. È riconosciuto dall'ANCI come uno dei borghi più belli d'Italia, ma è riconosciuto anche come bandiera arancione, come comune bandiera arancione per le caratteristiche proprio che ha come tipo di borgo medievale e quindi anche per quanto riguarda la struttura architettonica. Quindi c'è poi questo itinerario, questa circonvallazione che è stata risistemata negli anni passati, quindi che è chiamata la Via dell'Amore, che costeggia tutto il centro storico e anche la passeggiata è molto piacevole perché c'è una vallata molto bella da vedere e quindi quando sono giornate splendide è piacevolissimo stare in questo borgo medievale. È un paese che è riconosciuto a livello mondiale proprio come paese della longevità. Il gonfalone mostra il logo del comune di Campodimele, che è un'aquila arroccata su una roccia, su una montagna. Andiamo ad incontrare il parroco. Noi campomelani siamo orgogliosi di ospitarvi qui. Questa è la nostra parrocchia, la parrocchia di Sant'Onofrio, che è il patrono del paese. La parrocchia è intitolata a San Michele Arcangelo e poi abbiamo comunque anche San Rocco come compatrono. Abbiamo più santi che ci aiutano lì in cielo.
Questa parrocchia ha una storia antica ed è stata costruita su un tempio. È la parte più alta del paese. La parrocchia in questi paesini rappresenta ancora il centro, il fulcro della cristianità, una cristianità semplice, una cristianità fatta di preghiere anche smemorate, però vera, dove magari c'è ancora il vecchietto o la vecchietta che magari non sa leggere o non sa scrivere, però quando viene in chiesa le preghiere le sa. Sant'Onofrio, il santo che noi veneriamo come patrono, è un santo particolare, vestiva solo dei suoi peli. Questo santo che volevano farlo re e lui ha preferito starsene in silenzio, un po' come San Giovanni il Battista, e seguire Gesù Cristo. Non si sa, storicamente non sappiamo se sia mai passato per qui, per Campodimele. Certamente, però, a noi fa bene pensare che forse è passato anche di qui. Questa parrocchia, dicevo, è il centro e anche storicamente è stata sempre importante per il paese, anche per le varie attività sociali che riusciamo a fare nell'anno, incominciando per esempio dal catechismo, anche per esempio qualche matrimonio oppure i funerali. Tutta la comunità accorre a questi eventi perché è il piccolo paese insieme. Il convento di Sant'Onofrio, c'è stata questa costruzione lontana dal paese, quindi pensate, questo paese un po' isolato, lì addirittura più isolato, il segno e il senso del silenzio. Sant'Onofrio aveva scelto il silenzio per arrivare a Dio. Questo convento è lì come testimonianza, infatti spesso vanno a fare dei ritiri lì, anche per esempio di scout, e vanno lì per un po' di preghiera, per momenti di preghiera isolati, non c'è molto, qualche volta dobbiamo portare la cisterna dell'acqua perché ci sia l'acqua potabile, ma appunto per questo è un luogo, e poi d'inverno c'è tanta neve. L'inverno quando nevica lì c'è tanta neve e molti vengono proprio per quello. È un paese dove l'amministrazione comunale e anche i privati cittadini cercano di tenere come una specie di bomboniera. C'è rimasto solo questo, la bellezza del paese, e noi facciamo quello che possiamo con un modo di essere amichevoli, un modo di essere fraterni. Qui ancora ci sono le chiavi messe nelle toppe delle porte, voi avete visto, e se andate in una casa nessuno vi dice no ad un piatto di pasta. Qui ancora siamo come eravamo una volta e di questo ne siamo orgogliosi. Tanti sono rimasti affascinati dalla bellezza di Campodimele. Mi chiamo Tracy Lawson, io sono una giornalista inglese e io sono venuta a Campodimele la prima volta 6 anni fa. Sono venuta come giornalista che cercava i segreti della longevità. Campodimele è conosciuto in tutto il mondo come il paese della longevità.
io volevo scoprire i segreti, soprattutto quello che devi mangiare per aiutare la longevità. Allora sono venuta soltanto per 2 giorni, però il momento che sono arrivato qua mi sono trovata incantata di questo paesino. Le persone sono accoglienti, socievoli e mi hanno fatto tanto benvenuto qua che volevo tornare, pensavo torno per fare una vacanza qua. Più che una vacanza, io capivo che il modo di vivere a Campo di Mele aiuta in tanti modi la longevità e io ho deciso di tornare per vivere a Campo di Mele per almeno 1 anno per scrivere questo libro. Questo libro si chiama A Year in the Village of Eternity. In italiano questo vuol dire 1 anno nel paesino dell'eternità. E sono rimasta infatti quasi 3 anni qua a Campo di Mele. E vado a dire che non l'ho mai lasciato. Sto sempre lavorando in Inghilterra come giornalista e poi insegno anche le lingue moderne in Inghilterra, perché qua a Campo di Mele, dove aspettavo di fare il dolce fare niente, penso che dicono gli italiani, infatti io ho trovato un bel lavoro come insegnante della lingua inglese e ancora una volta la comunità di Campo di Mele mi ha fatto benvenuta. Il segreto, secondo me, è che qua si mangia tanto bene e si mangia la dieta ipermediterranea, che vuole dire che i campomelani mangiano non troppo carne. Oggi sì, si mangia carne, però loro tengono le tradizioni della cucina povera, che vuole dire i fagioli, i legumi e soprattutto un legume che si chiama la cicerchia. Io non ho mai sentito di parlare di questa cosa, però è una cosa che è molto particolare a Campo di Mele e dovete venire a trovarci in agosto, perché in agosto si fa la sagra delle cicerchie qua a Campo di Mele. E poi anche tornano i campomelani che sono andati a lavorare nel mondo nuovo, per esempio a Toronto, a Sydney, in Australia, e tornano a questo punto, vicino a Ferragosto, per mangiare le cicerchie alla sagra delle cicerchie. Io porto Campo di Mele dappertutto nel mio cuore e io penso che voi venite a trovarci a Campo di Mele, soprattutto la primavera, l'estate, anche voi rimaste incantate di questo paesino bellissimo che è veramente uno dei più bei borghi d'Italia. Il nostro itinerario alla scoperta di Campo di Mele in provincia di Latina all'interno del Parco dei Monti Aurunci. Siamo giunti al momento dell'incontro con l'assessore alla cultura che ci presenterà le tradizioni del posto ma anche le altre curiosità.
calendario delle manifestazioni del paese di Campodimele si snoda nell'intero corso dell'anno. Nel mese di maggio ospitiamo una manifestazione intitolata Un paese incantato, che ha quale oggetto principale la fiaba. È rivolta non solo ai bambini, ma anche ai più grandi, soprattutto studiosi, psicologi, sociologi, a cui interessa approfondire il lato educativo e ludico anche della fiaba. In questi 3 giorni il paese si riempie di cantastorie, menestrelli, personaggi del mondo della fiaba, che intrattengono bambini e anche i più grandi. All'interno della manifestazione è istituito anche un concorso di fiabe per bambini e un premio internazionale per i personaggi che si sono distinti a livello scientifico nell'ambito della fiaba. L'ultimo sabato del mese di luglio c'è la serata gastronomica dedicata al prodotto principale del paese, che è la cicerchia. Invece nel penultimo venerdì del mese di agosto ospitiamo la serata gastronomica della Laina a fagioli, altro piatto molto importante della tradizione campomelana. Nel mese di agosto inoltre c'è anche una rassegna di spettacoli teatrali e anche di concerti di musica sia rock e anche di musica leggera. Mentre nel mese di dicembre ospitiamo una importante manifestazione musicale, il Campodimele Folk Meeting, che è un raduno di musici e danzatori di musica folcloristica. Campodimele è noto per essere il paese della longevità, proprio per la lunga vita dei suoi abitanti, cosa che ha interessato già nel 1985 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ne ha fatto oggetto di studio del progetto Monica. Ma anche adesso il paese e la popolazione campomelana continua ad interessare, ad attirare l'attenzione di studiosi del panorama anche universitario per ricercare il fondamento scientifico della longevità dei campomelani. Tra le ultime si ricorda la ricerca del professor Cugini, ordinario dell'Università Sapienza, che ha indagato lo stile di vita dei campomelani e l'incidenza che questo avesse sulla loro longevità, e da ultimo la ricerca condotta dal professor Arca, anche lui ordinario della Sapienza, che invece sta studiando il fenomeno del colesterolo basso che si ritrova nella maggior parte della popolazione campomelana. Campodimele si trova nel cuore del comprensorio dei Monti Aurunci, di cui ospita anche la sede centrale del parco regionale omonimo. Non a caso ha un patrimonio naturalistico tra i più affascinanti e ricchi del comprensorio, che è possibile ammirare e gustare attraverso passeggiate nel bosco, attraverso i sentieri che sono predisposti sia dal comune che dal parco regionale, o anche attraverso una serie di sentieri per mountain bike. Per tutte le altre curiosità e approfondimenti potete consultare il nostro sito www.comune.campodimele.lt.it. Dopo una visita al borgo di Campodimele, in provincia di Latina, è importante scoprire le tipicità e la gastronomia.
Qui nel nostro ristorante Lo Stuzzichino abbiamo parecchi prodotti, tutti autoprodotti in famiglia in territorio di Campodimele. Possiamo iniziare con le cicerchie, che noi solitamente le proponiamo in zuppa o con un primo. Poi abbiamo la laina, che è una sorta di pasta spezzata di acqua e farina, che è un piatto dei longevi. Questa pasta semplicissima di acqua e farina che è cotta in un brodo di acqua e pomodoro o con i fagioli o con le cicerchie. Abbiamo anche della polenta prodotta semplicemente nel modo classico con della farina di grano turco ed acqua. Poi proseguiamo con dello scalogno, in questo caso nella varietà essiccata, che la usiamo o come base con dei fondi o per delle frittate o delle zuppe, o addirittura i nostri nonni le mangiavano schiacciate con dell'olio crudo. Poi abbiamo il pane che è fatto con il grano qui prodotto a Campodimele. Abbiamo del tartufo scorzone, che è una varietà autoctona qui del posto. Il tutto è condito con dell'olio extravergine di oliva. Poi abbiamo dei salumi e dei formaggi del posto, una salsiccia aromatizzata al coriandolo e del formaggio marzolino di capra. Il tutto poi viene innaffiato con i vini della nostra provincia, prevalentemente rossi, e concludiamo con delle confetture di fichi o di ciliegio che fatti in casa, con dei biscottini sempre fatti con farina di cicerchia e del miele. Vita a Campodimele. Andiamo sopra in montagna dove sta un convento, là poi ci facciamo una passeggiata in giro dove stanno la grapa, la pecora, la vacca, e poi quando abbiamo fatto la passeggiata torniamo indietro al paese dove si campa tanto, si campa 100 anni, chi ce n'ha 95, chi 97, chi 102, chi 103, e poi ci andiamo a fare una magnata. E qua sorto pure un piccolo centro degli anziani, stiamo tutti assieme, così ci sta pure allegria. Io faccio il vicepresidente. Mi invito a venire a Campodimele. Campodimele in provincia di Latina vi aspetta, come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito, ma adesso restate in compagnia degli altri programmi di TV2000. Ciao!